Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa, anche oggi pronti a sfogliare i quotidiani nazionali e regionali. Oggi insomma il racconto dei quotidiani nazionali va tutto sulle parole di Zalewski, che a questo punto accusa Trump di voler cedere il Donbass alla Russia, quindi di fare in qualche modo da tramite verso questa soluzione nel conflitto dell'Ucraina. Poi insomma oggi lo sciopero generale, mobilitazioni in tutta Italia. Per quanto riguarda invece i giornali regionali, molto spazio oggi al caro voli, con la pronuncia dell'antitrust, dice che nei cieli non c'è concorrenza sleale, almeno per quanto riguarda le tariffe in Sicilia, ma anche i soldi che arrivano per ST Microelectronics, insomma un impulso, un'immissione di liquidità imponente anche dall'Europa per mantenere i cicli produttivi in Sicilia, appunto, della multinazionale dell'high tech. Allora, cominciamo col Corriere della Sera, insomma vediamo le prime pagine. Eccolo qua il titolo di oggi: Trump mi chiede di cedere. Queste sono le parole di Zalewski, presidente dell'Ucraina, e dice che parla dell'ipotesi di ritiro dal Donbass. Allora Zalewski rilancia e dice decide il popolo ucraino con chi vuole stare, non certamente Putin. Ursula von der Leyen invece attacca Donald Trump, dice non si intrometta nella nostra democrazia dopo gli attacchi che sono arrivati nelle ultime settimane. L'Europa verso il blocco degli asset russi, gli Stati Uniti azioni, non chiacchiere, e Merz, il cancelliere tedesco, invita Donald Trump a Berlino. Poi ancora ieri c'è stata sono trapelate alcune notizie su influenze straniere in Banca Italia, quindi ora Banca Italia, il dossier di Fratelli d'Italia, il chiarimento Giorgetti Lagarde. Perché? Che cosa è successo? Dentro Banca Italia dice ci sono stranieri pericolosi, l'oro è del popolo italiano, quindi un documento riservato che è arrivato tra i documenti a Fratelli d'Italia, quindi un dossier. Quindi adesso c'è stato un chiarimento, la governatrice della Banca Europea dice nessuna lesione all'indipendenza nazionale, ma dice attenzione, non sono notizie che non hanno ragione di essere in qualche modo così alimentate. Poi test di medicina, contestata la Bernina d'Atreo, e lei insulta e accusa i manifestanti, dice siete solo dei poveri comunisti, utilizzando, vedete, le parole di Silvio Berlusconi nello scontro più duro con appunto i DS tra gli anni 90 e l'inizio degli anni 2000. Ancora una notizia molto curiosa. Troviamo sul Corriere: i senza tetto dove vanno a dormire nei loculi vuoti del cimitero di Modena, una drammatica storia di disagio sociale che il Corriere della Sera addirittura mette ovviamente in prima pagina. Povero comunisti, vedete, povero comunisti è il caffè di Massimo Gremellini nella pagina del Corriere, nella prima pagina del Corriere, davvero da leggere anche questo. Andiamo a vedere altre prime pagine. La Repubblica: Trump vuole la resa. Oggi ricordo il giornale La Repubblica non è, domani il giornale La Repubblica non uscirà in edicola perché oggi c'è lo sciopero dei lavoratori, dei giornalisti, dei tecnici, dei poligrafici del giornale, perché Gedi appunto è in vendita e il governo convoca l'azienda e i sindacati. Occupazione infrenata, eccolo qua, sciopero antimanovra, si parla appunto dello sciopero di oggi, meno giovani al lavoro, resistono solo gli over 50, più ore lavorate ma meno persone con un impiego. La fotografia scattata dall'Istat evidenzia il calo dell'occupazione del terzo trimestre, in un periodo dell'anno che ha visto crescere dello 0,1%. Oggi lo sciopero appunto indetto dalla CGIL, ma non dagli altri sindacati. Tra i motivi della protesta fermare l'innalzamento dell'età pensionabile, investire in risorse interne, quelle destinate al riarmo, e quindi investirle su sanità, istruzione, lotta alla precarietà, politiche industriali e riforma fiscale equa e progressiva.
Le parole di Silvio Berlusconi Junior, scusate, di Pier Silvio Berlusconi, quindi Berlusconi Junior, scuotono Forza Italia, scuotono Tajani, dice è indispensabile avere volti nuovi, in qualche modo queste parole vengono poi rimbalzate anche in Sicilia, perché poi vedremo nella rassegna stampa regionale queste parole toccano anche in qualche modo il presidente Renato Schifani. Quindi andiamo a vedere invece altre prime pagine. La Stampa, la mossa di Zalewski, votiamo sul Donbass, il leader ucraino e il pressing degli Stati Uniti sui territori, pronti a un referendum. Giù le mani da Pasolini, da Ciamaraini alle rivendicazioni di Atreju, la destra cerca padri ma lui odiava il potere, quindi questo è fake e gogna la versione di Arianna Meloni, quindi, insomma in qualche modo anche la cultura diventa oggetto di dibattito politico e in qualche modo c'è chi se la vuole contendere, in questo caso la cultura pasoliniana. Andiamo a vedere invece Avvenire, che apre con un'apertura diciamo diversa rispetto agli altri quotidiani giornalisti, parla di crimini e misfatti, punta i riflettori sulle questioni che riguardano Gaza. Amnesty denuncia gli omicidi, gli stupri e le torture compiute da Hamas nel 7 ottobre, emergenza maltempo per i profughi in tenda a Gaza, una neonata muore addirittura assiderata, quindi insomma questa è la situazione difficile che si sta vivendo in quella parte del mondo. E poi il caro voli, vedete, il caro Natale per chi torna nelle isole, lo mette in prima pagina oggi anche il quotidiano Avvenire, che è un quotidiano nazionale. Velocemente andiamo a vedere anche quotidiani di matrice più politica. Il Giornale, soldi, toghe rosse e bavaglio, il sistema degli islamisti, quindi in qualche modo le accuse a un sistema fatto anche da magistrati per diciamo, coprire il sistema dell'accoglienza, un giro da 18 milioni per l'accoglienza. Il tema è quello di, diciamo, di delegittimare, insomma, le misure del governo, in qualche modo questo è per grandi linee l'accusa del Giornale nella inchiesta che ha diciamo da qualche giorno tra le pagine appunto del quotidiano. È quella di delegittimare il sistema messo in campo dal governo per l'accoglienza e per i profughi, contro l'immigrazione. Andiamo a vedere altri quotidiani di matrice, diciamo, di centrodestra. Il PD, questo è Libero, vuole che Meloni salvi i suoi giornali, pianto greco a sinistra, perché che cosa succede? Elkann, come abbiamo visto, è pronto a cedere Repubblica e La Stampa all'imprenditore ateniese. Kyriakou, la posizione in rivolta, chiede al governo di bloccare tutto, e quindi da qui il titolo di Libero. Come abbiamo visto poco fa, i lavoratori del gruppo Gedi oggi, diciamo, si sono fermati in segno di protesta. La solita storia di comprati e venduti, insomma la vendita di Repubblica diventa oggetto di un editoriale di Mario Secchi. Ancora, andiamo a vedere La Verità, la sinistra caccia Gesù dal Natale, superato ogni follia a scuola, l'ideologia anticristiana rovina i bambini. Qual è il caso? Il caso è Reggio Emilia, dove in una primaria vengono cambiate le parole della versione italiana di Jingle Bell per rispettare le altre religioni. I bambini non aspettano più regali che porta Cristo, ma la pace che chiedono ancora di più. Ira della Lega, i Dem, lo Stato è laico. Questa è l'apertura della Verità di oggi. Il Fatto Quotidiano punta il dito sulla spaccatura tra i partiti di centrodestra, Salvini in ritirata con la furbata sulla questione degli armamenti a Kiev, sì al nuovo decreto se citerà i negoziati. Chiudiamo con l'ultimo giornale, che è il Manifesto, quotidiano di centrosinistra, sciopero contro la manovra blindata, diciamo in taglio alto, e poi appunto la mobilitazione, vedete, della CGIL di oggi senza gli altri sindacati, per dire anche no al riarmo. E poi l'exit poll, il referendum che chiede Zalewski per cedere il Donbass alla Russia. Ci fermiamo, piccola pausa e ritorniamo subito dopo con i quotidiani regionali.
Entriamo in diretta nella seconda parte della nostra rassegna stampa, cominciamo a sfogliare i quotidiani regionali. Abbiamo detto nell'anteprima che oggi si punta molto sul caro voli attraverso le pagine dei quotidiani regionali, si punta molto sul caro voli, si punta molto anche sulla decisione dell'antitrust di non procedere per concorrenza sleale, perché in realtà la concorrenza nei cieli esiste ed è la questione domanda-offerta che fa innalzare le tariffe, quindi nessun diciamo, cartello tra le compagnie aeree. Questo diciamo, è ben raccontato, c'è anche il racconto del nuovo Sicilia Express, il secondo treno che porterà i pendolari all'inizio delle festività da nord a sud, alla fine delle festività li riporterà indietro fino a Torino, quindi seconda partenza. Era molto attesa questa misura della regione siciliana. Cominciamo con la Sicilia, la prima pagina della Sicilia di oggi, che vedete apre proprio con il caro voli. Compagnie assolte dall'antitrust, nessuna sanzione per gli aumenti, i siciliani beffati adesso chiedono la continuità territoriale. Il Sicilia Express raddoppia per le feste di Natale, 4 tratte andata e ritorno, porterà in viaggio per l'Italia 1100 siciliani, quindi numeri davvero importanti, un treno molto lungo, imponente, quindi insomma 600 passeggeri più o meno a tratta. E poi un chip per sempre, 1 miliardo dalla BEI, la Banca Europea e dell'Unione Europea, a Catania investe 189 milioni di euro per la ST Microelectronics. Lo vedremo dentro nell'articolo di che cosa si tratta. Poi la cronaca, vediamo scorrendo le pagine, Regione ANCI, scatta la pace ai comuni, altri 30 milioni dopo la protesta della scorsa settimana, anzi di qualche giorno fa in realtà, dove i comuni hanno presentato alla Regione un documento sui paradossi siciliani, cioè pochi investimenti, pochi soldi per finanziare i comuni che ne hanno di bisogno per le opere essenziali. Adesso arriva la risposta della Regione, 30 milioni di fondi aggiuntivi in finanziaria con l'obiettivo di rendere strutturale la misura, quindi Schifani che accoglie l'SOS dei sindaci. Comincia da domani la festa dell'unità a Catania, la festa regionale dell'unità a Catania. Qui c'è un'intervista al segretario regionale Anthony Barbagallo, ma lunedì pomeriggio arriverà alla segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, sponda Schlein infatti per Barbagallo, e questo è il titolo. E poi il caso di Tony Drago, morì 11 anni fa nella caserma, CEDU condanna l'Italia sulle indagini. La Corte Europea per i diritti dell'uomo ha ritenuto inefficaci le indagini svolte dall'autorità giudiziaria italiana. Questa è la prima pagina della Sicilia di Catania, quindi andiamo a vedere l'antitrust, caro voli, assolte le compagnie aeree, Confconsumatori, quindi lì consumatori, una delle associazioni di consumatori, chiede la continuità territoriale, anche se diciamo poi nell'economia dell'anno dicono alcuni non risolva, perché diciamo si possono trovare proprio per la concorrenza del mercato durante l'anno biglietti più convenienti. Certo, salverebbe ovviamente il mercato in questo periodo, ma servirebbero poi anche i posti. Sicilia Express raddoppia, biglietti in vendita da domani, prezzi calmierati. Questo è interessante perché i biglietti saranno messi in vendita, dicevamo, da domani sul sito che indica la regione, ma anche, eccolo qua, ve lo indichiamo pure noi, www.fstrenituristici.it, ma anche sul sito delle Ferrovie dello Stato si potrà insomma, vedere di acquistare i biglietti, eccolo qua. Poi i biglietti quanto costeranno? Costeranno da 24 euro, quindi da 25 euro a 30 euro, questo è il prezzo insomma, per ogni tratta, eccoli qua, e prezzi calmierati da 24,90 a 29,90. Il treno organizzato dalla Regione partirà il 20 dicembre, ne partirà un altro il 27 dicembre, i rientri sono previsti il 5 gennaio e il 10 gennaio, quindi prima e dopo Natale, prima e dopo l'Epifania. Insomma, chi ha voglia insomma, e possibilità può organizzarsi anche con questo treno, biglietti in vendita da domani alle 12. Poi andiamo a vedere altre notizie, i soldi alla ST, Banca Europea, Mimit, quindi Ministero delle Infrastrutture, Ministero del Made in Italy,
E Unione Europea, per ST solo conferme, ma i sindacati chiedono più garanzie, 1 miliardo dalla Banca Europea e poi la linea pilota sulla quale sono stati investiti 198 milioni di euro. Il tema qual è però? Perché c'è paura nel sito produttivo? Perché manca l'acqua, il silicio si produce anche con ingenti risorse di acqua, questa è la paura dei sindacati, vedete il punto riguarda una condizione specifica del sito catanese, ovvero l'approvvigionamento di acqua. E al momento la Sidra, la società comunale che gestisce 250 metri cubi al secondo, ne serviranno 400 per la piena produzione. Oggi siamo a 2000 fette a settimana, quindi insomma si può certamente aumentare il numero produttivo. Andiamo a vedere le prime pagine, la prima pagina della Sicilia di Catania, 2 arresti per il colpo dal notaio, malviventi traditi dalle tracce di sudore, il bottino fu di €500.000 e la rapina risale allo scorso 13 maggio. Poi ancora Cosa Nostra, il ruolo della madrina nella faida a San Cosimo, nelle carte, insomma in retroscena che hanno portato all'arresto di Grazia Santapaola, cugina di Nitto Santapaola. Sicurezza e decoro a Catania, mercatini di Catania, osservati speciali, via chi non è in regola, quindi attenzione da parte dell'assessorato alle attività produttive. Questa è la Sicilia di Catania. Spostiamoci sulla Gazzetta del Sud, eccolo qua, l'antitrust, il caro voli deve intervenire il legislatore, spetta allo Stato rimuovere gli svantaggi dovuti all'insularità, ecco questa è un'altra posizione, raddoppia il Sicilia Express, come abbiamo visto le date di partenza 20-27, ritorno 5-10 gennaio. Ancora, notizia molto interessante, la federazione pallavolo rinvia le gare dopo il caso dell'intossicazione avvenuta al Palazzetto dello Sport di Zafferana, le ragazze del Milazzo, era la squadra che giocava contro la squadra di Zafferana, sono rimaste intossicate in tanti quel giorno per il monossido di carbonio, atlete intossicate però sono ancora sotto osservazione. Campionato femminile di Serie C, le ragazze accusano ancora fastidi alle vie respiratorie, mal di testa e affaticamento, quindi non possono giocare, hanno fatto richiesta alla Lega e la federazione ha rinviato le gare. Entriamo dentro il giornale, vediamo la notizia che invece tratta appunto, eccola qua, di Messina, perché Messina è sesta in Italia per la raccolta differenziata. Questo è il rapporto ISPRA, quindi un dato finalmente positivo che arriva dalla Sicilia con il 58,6%, conquista un ulteriore posto in alto tra i comuni con più di 200.000 abitanti, tra l'intera Sicilia, e la conferma, dice il sindaco, di un grande lavoro avviato nel 2018. Una curiosità che in qualche modo fa felice Messina, ma fa felice anche i siciliani. Andiamo a vedere la Repubblica di Palermo, il pizzo che non muore mai, alla noce si paga con il POS. Qui ci sono altre notizie dalle carte dell'inchiesta che ha portato ai 50 arresti tra la mafia palermitana. I PM però denunciano, ci sono ancora poche denunce, le associazioni invitano a denunciare invece dicendo a Palermo si può resistere. Ancora mafia, infiltrazioni mafiose, la prefettura di Palermo indaga sul Mondello Palace, il cartello è rimasto per tanto tempo davanti al Mondello Palace, il gioiello della Italo-Belga in ristrutturazione, l'impresa esecutrice dei lavori è la GM Edil SRL, è la società della famiglia Genoa raggiunta dall'interdittiva antimafia firmata dal prefetto Mariani. Adesso la prefettura ha aperto un fascicolo anche sulla società che gestisce l'albergo e i lavori. Da Villa Whittaker è già partita la convocazione per i vertici della società, così come prevede l'articolo 92 del codice antimafia. Se Messina scala i posti in classifica per essere virtuosa nella raccolta differenziata, Palermo invece supera oltre i limiti lo smog, la presenza di smog nell'aria. Per l'Italia scatta, per tutta l'Italia, perché è un problema che poi è radicato e trasversale in tutta l'Italia, scatta la sanzione dell'Unione Europea. Andiamo a qualche altra notizia, appunto il caro voli, l'antitrust esclude i cartelli illeciti, come abbiamo già visto, e poi le parole che abbiamo visto
Il partito è da rinnovare, Berlusconi Junior, il figlio quindi di Silvio Berlusconi, scuote anche i forzisti sicuri, la faccia, quella di Renato Schifani, certamente diciamo, un personaggio che da anni diciamo, rappresenta anche nelle sedi istituzionali il partito di Forza Italia e la Sicilia all'interno del partito di Forza Italia nelle istituzioni. Chiudiamo con una notizia che riguarda lo sport, eccola qua perché oggi gioca il Palermo, giocano il Rosanero contro la Sampdoria, cercano il tris, il Rosanero come titola Repubblica, Inzaghi non cambia la formazione e quindi Rosanero a caccia appunto della vittoria per scalare ancora la classifica. Domenica giocherà il Catania in trasferta a Potenza, l'obiettivo è mantenere la testa della classifica, mentre domani giocheranno Trapani e Siracusa in casa. Questa è l'ultima notizia per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, noi vi ringraziamo, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata a tutti.